the Invisible Man. One, two, three, four, five, e vai, dai, siamo anche in diretta web. Ma che bello, ma ragazzi, ma dove andiamo? Siamo troppo avanti. Oramai d'altronde i giovani hanno un altro tipo di comunicazione, si sa, insomma, loro con gli iPad, iPod, poi me lo dirà l'altra ospite, perché stasera parleremo di cose eccezionali. È già un po' di puntate che butta sul femminile, la cosa non fa altro che farmi piacere, perché non è uno sport di serie B quello delle donne, anzi, proprio in occasione della Gran Fondo di sabato scorso abbiamo visto gran fior veramente di campionesse che hanno partecipato alle Gran Fondo. Le donne reclamano un posto importante nell'Olimpo dello sport, ma non perché bisogna regalarglielo, perché lo hanno meritato negli anni, e quindi negli anni hanno fatto veramente brillare gli occhi e soprattutto fare suonare il nostro inno di Mameli, una su tutte, la Bronzini. E quindi se c'è Bronzini c'è Maurizio Fabretto. Un applauso, grazie Maurizio per essere con noi. Safi Pastazzara Manata, dico bene, come si chiama? Io non riesco mai, ho la sindrome. Passano gli anni per Passano gli anni, vero? Di Adora, Pastazzara Manata. Ho capito. Safi era l'anno scorso. Era l'anno scorso, ma comunque ci sono sempre, voglio dire, in qualche maniera. Se si nominano, vabbè, non fa male. Sì. Però, allora è il gruppo. Di Adora Pastazzara Manata. Un applauso per lui, dai, forte ragazzi, perché poi dopo... Poi abbiamo la cosa fondamentale, parleremo del Giro d'Italia donne, dove la presidente è Sara Brambilla, un'altra donna. Grazie per essere con noi. Un applauso no per le femmine? Ma guarda che siete birbazzoni. Poi mi direte, io sono legato da lei una eterna simpatia, io ho il cuore debole proprio per la Diana Zigliute. Grazie per essere con noi. Sei sempre più bella, posso dirlo? È sempre più bella, no, la verità. E poi parleremo anche col mastro spilatore Romano Cornale per un altro evento che sarà qua il 13 di giugno, una grande pedalata che partirà da Bassano del Grappa, arriverà fino a Borgo, insomma ci sarà un bel gemellaggio. Ci sono tanti sugli scudi, dal Panaton Club di Bassano, ma tante altre veramente persone che si stanno prodigando per poter fare del bene a chi è in pratica in difficoltà. Quindi ne sentiremo delle belle, parleremo anche con i nostri ospiti. Allora, sta attento, sei qua e quindi Maurizio sono contento di vedere. La prima cosa che sei fregato, insomma. Parte il Giro d'Italia, che posso farti una domanda che poi dopo sembra che nessuno ha il coraggio, bisogna sempre... Il Giro d'Italia c'è perché c'è una grande compartecipazione di chi ci crede e guarda caso ci sei sempre tu, insomma, che ti prodighi a trovare anche le varie maglie, mi pare, o dico una sciocchezza? No, passiamo davanti sì, al Presidente. No, poi dopo lei saprà cosa dire, però ti smazzi parecchio. No, facciamo quello che è giusto fare, un po' bisogna farlo tutto per darci una mano, per sostenere. Se tu intendi la maglia perché dopo presenteremo la maglia del Giro che sarà a Pastazzara, certo. Glielo facciamo poi presentare a Giovanni Bertizzolo, esatto, questo, quindi... Sara, tanto ti faccio i complimenti perché vuol dire essere là. La donna paga scotto con i maschietti purtroppo. Sì. Però credo che poi la sorpresa sia che quando ci sono gli ascolti, tolto il Giro d'Italia degli uomini, che fa mega ascolti quando cominciano le salite, perché sennò ce la giochiamo là. E quindi io credo che ci sarà da stupirsi, perché anche le donne fanno un grande spettacolo, insomma. Sì, le donne fanno sicuramente un grande spettacolo, forse a livello sono più competitive degli uomini, comunque sì, anche nelle edizioni passate la battaglia iniziava subito dall'inizio, non si aspettava gli ultimi chilometri, per cui secondo me le donne anche quest'anno regaleranno un grande spettacolo. Tra poco presenteremo la maglia rosa, sono contento che avete portata qua, per me intanto è un onore poterla far vedere. Penso non proprio in esclusiva, l'avrete già presentata, però in è la terza uscita ufficiale di questa bella maglia rosa, non sì. Scopriamo nulla. Diana,
vuol dire fare qualcosa di importante con le donne. Io dico sempre pagate dazio, è la verità, non bisogna cercare di fare neanche tanti furbetti, i maschi fagocitano un po' tutto, però io quando vedo nelle categorie giovanili le esordienti donne, le allieve donne, sono tantissime, poi si perdono, perché? È colpa un po' nostra, dei media? Ma forse una bella domanda, sai, per rispondere completamente alla tua domanda forse dovrei parlare ore e ore, però concretizzando il discorso, secondo me nel nostro movimento ciclistico femminile sicuramente manca un passaggio molto importante, quello che invece hanno uomini e under 23. Noi invece le donne da junior passano direttamente alla mischia, diciamo quella pesante. C'è un po' come dire, da junior parto subito da professionista. Certo, è chiaro che succede, magari tante atlete, chi potrebbero avere anche delle doti, però non resistono inizialmente, magari mollano psicologicamente, poi tanti fattori possono influenzare, quando invece se ci fosse una categoria under 23 il passaggio sarebbe meno dolente. Ma tu come DS, come ti sei comportata in questi anni, perché ho qualche anno che sei DS di questa società, se vedi che una ragazza ha delle potenzialità ma deve ancora crescere, perché penso junior ancora 17 anni, quindi ancora parecchio da crescere a livelli anche fisici, e scontrarsi con delle 26enne, già donne fatte, già fisicamente robuste, come ti poni, che preparazione fai, psicologica intendo? Ma in effetti secondo me non c'è una strategia uguale per tutti, ogni persona è fatta diversamente, ogni persona ha i suoi lati deboli e lati forti. Chiaro che almeno il mio povero parere, il mio punto di vista, il direttore sportivo deve essere la persona che ispira, che diciamo rafforza i lati deboli e chiaro dà grinta, perciò diciamo fa evidenziare anche i lati più forti, però la cosa fondamentale è dare la carica, dare l'ottimismo, fiducia in se stessi. Ma è possibile secondo te, Maurizio, fare delle categorie intermedie, un po' come si usa con gli uomini? Cioè, io so che questa trasmissione Renato Di Rocco quando può la guarda, chissà che questa sera non riesca anche a guardarci e darci delle risposte. Avete mai dibattuto in questa direzione? Sai, tutto è possibile fare, certamente questo è il momento più difficile per pensare di fare delle cose nuove. Adesso è un momento di cercare di mantenere quello che si è portato avanti fino adesso, fare manifestazioni, categorie intermedie. Tu dici già so poche quelle che facciamo. Esatto, è il momento un po' particolare. Ma voi per andare a correre siete tornati adesso dall'America se non sbaglio? Siamo tornati lunedì mattina, ecco. Eravamo negli Stati Uniti, sì. Che pianeta è là, confronto a noi come a livello femminile? Beh, guarda, noi probabilmente siamo andati, loro, Diana, io e Giovanni Bertizzolo siamo stati 3 giorni solamente a Filadelfia, ma mi dicevano che loro sono stati sullo stato dell'Idaho a Boise a fare una corsa a tappe, ma già avendo visto il libro dell'organizzazione che mi ha portato a casa ho capito che sono cose incredibili, e mi ha detto delle piccole cose, per dire tutte le squadre la mattina davano come si chiama per andare al posto di partenza d'arrivo, mi scappa il nome, che era segnato con le vie già il percorso. il GPS, già tutto predisposto, proprio un'organizzazione incredibile. Ma io credo che l'Italia potrebbe fare delle cose, se un po' le idee andassero. Io adesso faccio un'ipotesi, certo che se candidiamo presidenti di 80 anni, io lo dico perché già io sono fuori dal mondo, cioè oggi ci sono delle tecnologie, Sara, aiutami oppure se sbaglio, sì, che sono impensabili da poter pensare che una persona, ma non perché una persona anziana deve accompagnare con la grande sapienza del passato, però io vorrei vedere dei ventenni, perché questi qua smanettano, non sanno esattamente come fare. Una volta i percorsi si facevano con le macchine, oggi c'è Google. Si fa GPS. Si fa il GPS, è un mondo diverso, il ciclismo dovrebbe cominciare a interrogarsi. Mettiamo dei ragazzi di 20-22 anni. Io ti porto l'esperienza del Giro d'Italia femminile, io l'ho preso in mano e
e sono stata accompagnata in questo da Giuseppe Rivolta, che è stato il vecchio organizzatore e l'attuale comunque direttore del Giro. Loro hanno l'esperienza, io ho la novità, comunque la tecnologia, per cui unendo la loro esperienza alle nuove forme di comunicazione, il Giro d'Italia in questi anni sta crescendo. Ovvio, ci mancano ancora le risorse che sono fondamentali, ma perché comunque lo sport al femminile fa ancora fatica a recuperare Sì, le ma io risorse. credo che il gap che deve misurarsi col mondo d'Italia è anche nel ciclismo maschile, non credo che sia soltanto una questione di femminile, c'è proprio una questione di riorganizzare tutto quello che è il tessuto, perché oramai la comunicazione è completamente stravolta rispetto a qualche anno fa. Ma anche proprio la mentalità è completamente diversa, per cui non solo a livello di tecnologia, ma anche il modo di organizzare, il modo di porsi, coinvolgere gli sponsor, secondo me è tutto un po' vecchio, bisogna rinnovarsi. Ecco, tanto per dare un'idea, poi tra poco manderemo la pista di Sossano, perché l'ho promesso alle ragazzine e ai ragazzini che ci chiedono di andare con le telecamere, lo facciamo per loro perché veramente seguono Scratch e non è giusto neanche deludere le loro aspettative, perché ci credono molto. E tanto per dire, ogni fine gara di qualche gara importante vai già sui motori di ricerca o su Facebook, trovi già le classifiche fatte da loro stessi, cioè voglio dire, è cambiato, oramai siamo interpreti anche delle nostre informazioni, Diana, una volta non era così. È chiaro che una volta non era così, al giorno d'oggi chi non usa Twitter è considerato vecchio, è considerato di una vecchia mentalità, insomma. Cioè, ma grazie, ma me lo dici anche a me, è uguale. È così. Stiamo indietro, poi dopo è un mondo che veramente naviga a velocità supersonica. Adesso ci trasferiamo con Sossano per il Memorial Riccardo Brunello, qualche gara degli esordienti allievi, categorie a noi ben care, insomma, e quindi un piccolo assaggio, un buon divertimento per questa gara su pista. Cycling shoes. Velodromo comunale di Sossano, ciclismo su pista, ricordiamo Memorial Riccardo Brunello con la compartecipazione del Comitato Regionale Veneto, un Giulio Franzolin che si sta riposando, ma insieme a lui anche la Eli Vanzetto, e insomma la dedica di questa nostra presenza va soprattutto ai ragazzi che hanno chiesto per favore venite a riprenderci anche un po' in pista, e noi ben volentieri lo abbiamo fatto, perché comunque crediamo che il primo servizio sia da donare e soprattutto da regalare a questi atleti che comunque fanno fatica, e pensate che oggi come oggi fanno più fatica degli altri anni, perché apparentemente pare che fare sport siano ragazzi diciamo di Serie B, oggi invece i ragazzi di Serie A fanno altro, tutt'altro, va bene ubriacarsi, allora lasci un ragazzo di Serie A, noi invece vogliamo far vedere questi momenti, queste ragazze, come in questo caso le donne esordienti, che se la stanno giocando per il campionato di velocità, dove Dalla Benetta Isabella del Veloce Club Isolano vince su Sartori Alessia della Vecchia Fontana, e Stefani Martina, Veloce Club Isolano Stella 81 Sartori, al terzo posto. Preparativi coi dorsali e partiamo già con la seconda gara, che è il campionato allievi di velocità, anche questo. E qua vediamo che se la devono giocare Giordani, Zorzetto e Viviani Attilio, fratello di quel già noto Viviani, fenomeno su pista, speriamo che ci faccia brillare gli occhi proprio in occasione delle Olimpiadi, ed è proprio Attilio Viviani del Look Bovolone che vince su Zorzetto Andrea del Mirano, su Giordani Carlo Alberto del Veloce Club Isolano Stella 81. Complimenti anche al Veloce Club Isolano, che ha saputo mettere là in fila su queste due prime gare alcuni interpreti di queste gare. Altra gara di velocità esordienti, abbiamo visto in secondo piano Cipriano Chemello, da sempre vicino e da sempre talent scout alla ricerca di ragazzi che possano vincere come di solito fanno nei campionati italiani. Qua se la devono giocare Ferronato Filippo, Polo Marco e Marchetti Moreno, quindi due bici sport e un Veloce Club Bassano. E vediamo che è proprio Filippo Moreno Marchetti che vince su
Filippo Ferronato del Veloce Club Bassano 1892 e Marco Polo della Bici Sport, quindi questi sono i primi 3 che si classificano per il campionato di velocità esordienti, momenti di pausa, momenti di aggregazione, momenti in cui i ragazzi tra di loro parlano, tra di loro insomma comunicano e dicono le loro avventure, le loro esperienze sul ciclismo, e questa vediamo che è la gara corsa a punti esordienti. Corsa a punti esordienti che tra poco andremo anche a stilare le donne, quindi categoria esordienti donne. Qua abbiamo la Ghiotto, la Fattori, la Sciagula, poi abbiamo Tufic, Spirazzolo, Sartori, Vanzetto, Gusella, Brogian, Della Benetta, Magagna, Silvestri, De Beni, Modenese, Stefani e De Carli. Questa è una gara che era riservata alla loro categoria con 20 giri, anzi scusate, dovevano essere, mi pare, 22 giri, ogni 4 giri era un punteggio, 4 giri, scusate, 20 giri, 4 giri, ogni 4 giri punteggio, quindi 5, 3, 2, 1, e la maggior parte dei punteggi danno poi la classifica finale. Per quanto concerne proprio questa gara delle esordienti, la corsa a punti, bene hanno interpretato Magagna, ma anche la De Beni, anche la Brogian, un po' attapirata la Eli Vanzetto, che non è andata benissimo, ma si rifarà la prossima volta, però il quadro sarà Stefani Martina, Silvestri Deborah e De Beni Ilaria del Veloce Club Isolano Stella 81, poi abbiamo Brogian, poi abbiamo Dalla Benetta e Magagna Nicole, quindi Scuola Ciclismo Vo e Veloce Club Isolano Stella 81, che hanno fatto proprio il pieno. Qui invece andiamo con gli esordienti maschietti, anche qua si è dovuta fare 2 batterie, la dice lunga sul fatto che erano veramente tantissimi, quindi batterie da 30 corridori, prima batteria, seconda batteria, con i numeri pari e dispari hanno dato il computo di una finale che stiamo vedendo in questo momento, quindi finale con 30 esordienti uomini, e si diceva alla faccia di quelli che dicono che il ciclismo è in crisi. Esordienti che partecipano in circa 70-80 a una manifestazione del genere vuol dire che c'è veramente bisogno. Anche qua 24 i giri, ogni 4 giri punteggio, quindi 5, 3, 2, 1, e poi dopo il computo finale darà una classifica dove ha visto comunque belli interpreti sia Marchiori, Polo Marco, Taborra, Farronato, poi abbiamo anche Tosadori, Isaia dell'Officina Alberti. Quale squadre? Bici Sport Veloce Bassano, Industria Forniture Moro, Bici Sport ancora, l'Officina Alberti Valdillasi e il Mirano. Danno un quadro a volate alternate e vediamo anche quanto la Bici Sport sia andata alla stragrande con Moreno Marchetti. Questo è un ragazzo da tenere sott'occhio, perché tanto mancano ancora 10 giri alla conclusione, 10 giri vuol dire altri 2 traguardi a punteggio, ma Moreno Marchetti sta facendo una performance, ma non soltanto in questa gara, ma quest'anno si sta ponendo veramente sempre tra i primi, quindi una bella crescita per lui, lo ricordo ancora nelle categorie giovanili, e quindi non ci fa altro che far piacere poter dire che sta diventando un bel atleta da tenere insomma sotto controllo, perché potrebbe dare delle soddisfazioni. Ma perché no, anche Filippo Ferronato, pensiamo, dal Veloce Club Bassano sornianamente sono partiti qualche anno fa e stanno cominciando a far crescere il vivaio in maniera importante, e ne è testimonianza proprio Filippo Ferronato, ma così un po' tutte le squadre. Certo che la Bici Sport ha una storicità diversa, perché ha veramente tantissimi atleti che li stanno curando da tanti anni. Vediamo ultimo traguardo, mano alzato non si potrebbe, per Moreno Marchetti della Bici Sport, che si impone su Filippo Ferronato del Veloce Club Bassano 1892, Taborra Mattia, Industrial Forniture Moro Chianti, e poi abbiamo Polo Marco, Bici Sport, Tosadori Isaia, Alberti Valdillasi, e poi abbiamo Marchiori Leonardo per quanto riguarda la società di Mirano. Bellissime gare come al solito queste in pista, ma soprattutto un plauso al comitato regionale che ancora per quest'anno ci sta tenendo particolarmente a che queste gare possano andare in onda. Prink, negozio specializzato in cartucce per stampanti, carte comuni e speciali. Montaggio di stazioni di inchiostro per un risparmio davvero sorprendente. Fotoprink, ordina comodamente da casa tua e ritira in negozio. Stampa le tue foto online e aderisci alla campagna Print Card, più punti, più premi. Colora la tua vita con Prink. Siamo in Viale Venezia 73 a Bassano del Grappa. Epoca,
prodotti certificati per la casa, l'industria, il giardinaggio e l'agricoltura. Epoca, diamo vita alla tua vita. Bene, ben rientrati in studio. Allora, ciclismo vuol dire non soltanto il ciclismo che abbiamo già acclamato al Giro d'Italia, il ciclismo è soprattutto dare un'opportunità ai giovani di poter crescere, il ciclismo può essere anche solidarietà, come tra poco sentiremo gli interpreti di questa bella ciclopasseggiata che unirà il Trentino al Veneto, Bassano del Grappa con Borgo Valsugana. Tutto quanto si può condire con un menù prestigioso. Il primo menù prestigioso è una maglia, che in qualche maniera la maglia è il momento in cui l'atleta corona il sogno di una vita. Si dice tanto che i giovani quando vogliono fare qualcosa o nel ciclismo sognano la maglia rosa, la maglia di campione del mondo. E allora Giovanni Bertizzolo Pastazzara, quest'anno sveliamo questa bella maglia, mette il proprio logo su questa prestigiosa maglietta. Pastazzaro è lo sponsor della maglia rosa del Giro Donne 2012. E non è l'unica volta, non è che si affaccia una volta e sola nella vita che comunque Furio riesce ad affascinarsi. Ma diciamo che Pastazzara è sicuramente tra gli sponsor e i sostenitori più importanti del ciclismo femminile degli ultimi anni. Questo fa parte di una logica, di una strategia di marketing e di comunicazione che l'azienda sta portando avanti, credendo nonostante tutto in un movimento che ha un potenziale notevole, potenziale non ancora del tutto espresso, ma qui potremo passare i giorni a spiegare il perché e il per come di questa cosa. Pastazzara, oltre ad essere ovviamente sponsor della squadra di ciclismo, è partner del Giro Donne da 3 anni. Prima come sponsor e diciamo come partner per quanto riguarda alcuni arrivi di tappa e partenze di tappa che sono venuti dai nostri stabilimenti di Riese Pio X, di Muggia a Trieste e di Rovato a Brescia. E nonché eravamo anche sponsor della maglia punti, la maglia ciclamino. Quest'anno abbiamo deciso di investire ulteriormente in questa competizione perché la riteniamo l'unica vera competizione di ciclismo femminile che si svolge in Italia, oltre alla prova di Coppa del Mondo di Cittiglio, molto ben organizzata, anche questa è una gara dal potenziale molto importante, pertanto abbiamo deciso di investire ancora di più. Allora, un'azienda investe in maniera intelligente, in questo caso è intelligente come mossa, voglio dire, la mamma, un domani saranno donne, sono quelle che fanno la spesa e credo che sia una mossa intelligente. La stessa mossa dovrebbe farla un po' il ciclismo, ti spiego. Prima hai guardato le immagini, poca gente che anche va a vedere. La cosa grave, secondo il mio punto di vista, è che a livello giovanile ci sia poca gente così, ma pochi anche accompagnatori. Io dico addirittura pochi colleghi di scuola che vanno a tifare i loro compagni, non c'è una evoluzione nello sport, ti spiego meglio. Forse il ciclismo dovrebbe imparare dalla Chiesa, sai quando finisce la messa che vanno a chiedere sempre l'elemosina, no? A me è venuta questa idea insieme anche ad alcuni, faremo la 3 serie in pista a Bassano, ma perché no? E quest'anno vorrei proprio farlo, a offerta, e cercare di darla a un'altra grande manifestazione che potrebbe essere il trofeo Trivenese di ciclocross. Non saranno tanti, non saranno pochi, ma dà un'immagine di coesione al movimento, nel senso qualcuno fa per te, perché io temo e credo che il ciclismo una cosa non si sia mai fatta mancare, l'invidia. Beh, nel ciclismo come in tanti altri settori della vita. C'è il telefono, scusa, perché forse abbiamo toccato di... Pronto? Pronto? Sì, pronto, buonasera. Scommetto che lei è il presidente. Io sono il presidente e mi allineo agli ospiti di grande prestigio che avete questa sera in studio. Beh, Renato Di Rocco, intanto le faccio i complimenti. Prima in apertura ha detto, se è a casa so che guarda Scratch. E quindi sì, è vero. Sono molto contento di questo. Presidente, stavamo parlando prima con Giovanni Bertizzolo e anche con i nostri ospiti, ha sentito un po' quello che secondo me paga dazio, in qualche maniera paga dazio il ciclismo, un po' l'invidia anche tra organizzatori ma anche tra società. E mi è venuta l'idea di rilanciare questo progetto
lei forse non lo sa, ma vorrei fare la 3 serie in pista a Bassano, a offerta per cercare di dare una mano agli amici del Trofeo Triveneto, che poi loro a loro volta potrebbero raccogliere fondi per qualche altra iniziativa. Cosa ne pensa? Ma sicuramente un recupero di 3 giorni di gare a Bassano, visto il prestigio e la tradizione di un velodromo di grande importanza, è una bellissima idea. Poi sulle modalità di recuperare risorse ci può stare anche questa, è importante che sia un gesto volontario di partecipazione attiva e, come dire, di senso di appartenenza di tutti gli appassionati, i tifosi, anche i genitori, per quanto riguarda un'attività di grande tradizione come la pista. L'ha detto bene Diana, quando si apre questo argomento bisognerebbe parlarne per ore. Io evidenzio solo un piccolo aspetto, molto spesso si parla di pubblico, di cultura, di educazione o anche di comunicazione degli eventi, perché molto spesso, soprattutto nelle città più grandi, si fa sempre molta fatica a comunicare gli eventi. Ma c'è anche da dire che il ciclismo, non per fare gola e invidia alle altre discipline, per fortuna abbiamo numeri e popolarità che ci fanno stare insieme, nonostante i momenti di particolare difficoltà economica per tutti, è che riusciamo a farci concorrenza da soli. In alcuni fine settimana, fra corse su strada, corse di mountain bike, corsa a tappe, discipline sempre legate al ciclismo, riusciamo ad avere anche 6 eventi, come è successo l'altro anno, nel primo fine settimana, fra europei, italiani, mountain bike e strade, per cui molto spesso dipende anche dall'impossibilità di pianificare dei calendari che consentano di dare massima visibilità solo a un evento. Cosa pensa di questo Giro d'Italia delle donne che sta per andare in onda oramai, il 29 è qua, e quindi qua abbiamo anche la Presidente che si sta spendendo. Hai visto, abbiamo ringiovanito. Parlavate prima di età, sperando che quando hai citato gli 80 anni non stavi pensando a me come Presidente. Sono molto disponibile a cedere il passo se c'è qualcuno come me che già porta avanti i discorsi informatici. Presidente, io non dico che non bisogna... che servono. Ma Presidente, io non dico che bisogna vergognarsi di avere una certa età, però è chiaro che ormai il mondo sta cambiando e i giovani sanno comunicare in maniera diversa e forse più importante. E allora quella è la mia preoccupazione, ma non perché lei sia anziano, perché più o meno possiamo dire che siamo quasi coetanei, abbiamo tutti più o meno la stessa età, però abbiamo un diverso approccio con le nuove comunicazioni. Quindi per me svecchiare vorrebbe dire mettere proprio in seno alla grande macchina della federazione 20enni, 22enni, ma perché no anche dei 17enni, fanno cose incredibili questi. Assolutamente sì, devo dire che un tentativo in questo senso è stato fatto, sia con le quote rosa nel Consiglio federale, nel precedente Consiglio, ne avevamo addirittura 4, sia con qualche giovane. Certo che cozza, come dicevamo prima, e che dobbiamo evidenziare, con la mentalità della dirigenza sportiva. Purtroppo si va avanti che la dirigenza sportiva debba essere solo volontaria, altrimenti vedete voi quello che scrivono certi siti e non vedo alternativa. Io credo che oltre al giovanile bisognerebbe professionalizzare molti settori, perché in molti settori, dico uno a caso, di grande vocazione turistica, di grande possibilità di valorizzazione del territorio, ma anche di qualificazione di figure professionali è fuori strada, il mountain bike. Lì ci sono operatori, professionisti, per esempio, che lavorano e operano sulle montagne quando c'è la neve, non si capisce perché non debbano avere la stessa qualificazione professionale e poter guadagnare, quindi avere un lavoro anche quando si tratta di bicicletta. Questa è la mentalità tutta specifica del ciclismo. Presidente, siamo voi in chiusura, che non lo voglio tediare ancora, siamo in conclusione dell'anno olimpico, mi pare che la federazione abbia fatto molto, lei abbia fatto qualcosa, insomma, in termini di spesa avete avuto un'eredità piuttosto difficoltosa, provocatoriamente, perché sennò sempre siamo amici, io non c'ho voglia che mi dicano che sono amico di Renato Di Rocco, il buco è ancora più grande di una volta?
Ma guardi, io sono talmente annoiato e stufo di parlare di questo argomento. Il buco c'era, l'abbiamo risanato, quest'anno verseremo l'ultima rata del piano di risanamento di 740.000 euro che speriamo nel prossimo anno possano diventare risorse da investire in comunicazione o per dare sostegno a quel tipo di attività che sta prendendo piede. Parlo soprattutto delle discipline festibili, strada, pista e fuoristrada, che comunque registrano numeri in aumento soprattutto a livello giovanile e soprattutto al femminile. Bene. Però approfitto, se abbiamo pochi momenti, per ringraziare l'amico. Dico Passazzara perché è il marchio di azienda familiare, perché davvero ha sempre sostenuto il sostegno. E poi tutte le persone che sono lì schierate, Maurizio, Sara e Diana, che davvero rappresentano la parte buona e, passatemi il termine, socialmente utile per il ciclismo femminile. Mi piace socialmente utile, come mi piace quando lei ha detto che il ciclismo è abituato alla crisi, quindi non mollerà mai. La ringrazio, Presidente. Grazie a voi, buona serata. Grazie infinite, grazie. Insomma, bello sta roba qua, guarda te, neanche a farlo apposta. Maurizio, ha detto una cosa bella, le tue ragazze qua, adesso, le tue ragazze intendo nel senso che comunque gli avrai dato una benedizione profonda, sportiva, fanno parte di quell'aspetto sociale che c'è bisogno. Sì, Renato è molto vicino a noi. E so che cerca in tutti i modi di far di tutto per questo mondo, sa che i risultati importanti vengono anche dal femminile e lui so che fa di tutto per cercare di dare una mano al suo ambiente. Giovanni, prima io ti ho interrotto, no? Si parlava della comunicazione tra ciclismo, anche il Presidente di Rocco ha detto più o meno la stessa cosa, insomma, il ciclismo tende a farsi male da solo, con l'invidia, ecco. Sì, ripeto quello che ho detto prima, che l'invidia fa parte del ciclismo come di tanti altri aspetti della vita, purtroppo. Tornerei un attimo al discorso di cambio generazionale nel ciclismo, di cui si sente fortemente la necessità. Questo è tutto vero, verissimo, come è vero che deve cambiare anche la comunicazione in questo sport, che funziona solamente ad altissimo livello, mentre nel medio-basso livello proprio non funziona. Ad esempio ci sono gare importanti in Italia che addirittura non hanno un sito web e quando ce l'hanno non lo aggiornano e quindi praticamente non serve a nulla. Esatto, praticamente non serve a nulla. Mi chiedo però, e quindi ci sarebbe bisogno di giovani, di nuove forme di comunicazione, come tra l'altro si stanno sviluppando attraverso i social network, attraverso il blog, più che attraverso la comunicazione ufficiale che continua a non funzionare. Mi chiedo però una cosa, tutto questo va bene, l'auspichiamo tutti quanti, ma da parte della nuova generazione c'è lo spirito di sacrificio che hanno i nostri vecchi che stanno ancora gestendo il ciclismo? È quello che mi chiedo. E questo è un interrogativo che tante volte ci siamo posti. Abbiamo cercato di ragionare anche con delle ragazze, ma finché nelle scuole le ragazze si vergognano a dire che praticano sport perché il vizio comune nei plessi scolastici è quello che va più di moda il venerdì sera a fare le spaccate, insomma poi ne discuteremo, ma qua abbiamo un professore, tra poco lo interpelleremo anche su questo. Allora, Photoball Gun, un click e poi Romano Cornale, andiamo. What you say? Oh woman, don't treat me so mean. You're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. What you say? Ben rientrati in studio. Allora si parlava di sensibilità, di comunicazione
E intanto un altro evento che sta prendendo piede, che proprio il 13 di giugno andrà in onda, con partenza da Bassano del Grappa, sarà proprio questa grande pedalata dove unirà tutti i ciclisti che avranno voglia di fare una passeggiata. Solidarietà e intanto anche comunione di intenti. Romano, tu sei sempre stato uno dei bicigrill dipendenti ancora da tanti anni fa, quando si facevano quelle escursioni, quando ipoteticamente questa pista ciclabile che da Monaco potrebbe far raggiungere Venezia, che sarebbe la perla mondiale, perché credo che se da Venezia partono dalla Cina, noi ci abbiamo qua una pista ciclabile, insomma bisogna essere non miopi, bisogna essere proprio, non voglio dire un'altra parola, però bisogna proprio farsi male a se stessi, no? Si parla di autostrade, si parla di grandi investimenti, quando forse la bicicletta è l'investimento che costa meno e porta a maggior turismo. Ma detto questo, c'è un'iniziativa importante, che è quella che tu ci devi spiegare brevemente, perché poi voglio sentire anche il presidente del Panathlon. Sport per la vita coi campioni è nata su una ciclabile come idea, proprio perché si festeggia tutto, c'era il modo di festeggiare come l'inizio della stagione, così. All'inizio era partita un'idea un po' ironica proprio da Oste, no? Facciamo una pedalata per i pensionati. E partiamo da dove? Dall'INPS, perché bisogna pure avere un po' di contento intorno. Dopodiché, facendo parte di Veterani dello Sport, il Panathlon e assieme, si sono fatte, c'è Italia Nostra, tutti amici così, ci siamo messi assieme ed è venuta fuori una cosa molto importante, con persone molto importanti che organizzano, con molta esperienza. Dalla mia parte io sono referente della sicurezza della pista, ho un bicigrill importante, quindi vuol dire che... Intanto vediamo le immagini dalla Valle del Brenta, che non sono immagini di un documentario del National Geographic, le abbiamo qua, insomma, vale la pena di farle vedere. Sì, poi diciamo che io sono un ciclista passivo, quindi ho i miei problemi, però diciamo che il ciclismo che io lo seguo, dedico un'ora al giorno per la pista, perché siamo in comune di Enego, faccio parte della protezione civile, e vedere questa situazione di ciclismo e sentire come in questa puntata il presidente oppure le signorine qua così è molto importante. Io le vedo ogni giorno queste situazioni e si vede dai giovani ai meno giovani. Come dicevi te una volta, è lo sport più longevo che parte da 2 anni e arriva a 90. Allora parliamo con Gianfranco Gottardi, intanto presidente del Panathlon, ma insomma ce ne importa poco oggi perché parliamo anche di scuola, lei è professore, tante volte, anzi non tante, sempre, addirittura una volta una campionessa italiana con la maglia tricolore non ha detto nella classe che lei era diventata campionessa italiana, perché c'è un po' questa controcultura che se fai sport insomma sei un po' imbecille, se invece venerdì sera fai la spaccata insomma hai più successo, hai più fascino. Allora io, nella mia esperienza, mi sento di dire che non è proprio così, non è proprio. Era qualche anno fa, ma le cose sono cambiate. Per conto mio sono cambiate in meglio, perché è stato un po' il cambio generazionale dal punto di vista dei docenti. Sono ragazzi più giovani che insegnano, sono persone che hanno a loro volta provato lo studio e la pratica sportiva. Ecco, io mi sento di dire che siamo andati decisamente verso una riconoscenza di oggi, la premiazione nella mia scuola di tutti i ragazzi che hanno avuto dei risultati significativi. Abbiamo premiato 2 ragazze che assieme a una docente hanno vinto la prova a cronometro in Valsugana a ottobre, perché noi partecipiamo anche come ciclismo. Sì, mi ricordo, ho fatto esatto. qualche puntata esatto. Anche per voi. Esatto. No, io poi dopo, non è che dico, io sarei molto contento, anzi felicissimo che fosse così. Voi organizzate il 13 di giugno questo per sensibilizzare anche un altro aspetto. Certo, allora io vorrei dire intanto che il Panathlon è un club service, è fatto di persone
che si rendono disponibili per aiutare, per collaborare con il territorio, per promuovere iniziative rivolte a chi è meno fortunato di noi. Ecco, uno dei service che ci dà maggior valore, prestigio, diciamo, che ci inorgoglisce maggiormente, è questo sport per la vita. Noi l'abbiamo fatto in passato con i disabili delle città gemelle di Bassano, facendoli giocare a calcio piuttosto che a pallavolo, piuttosto che a basket. Quest'anno abbiamo pensato di fare questa cosa con il ciclismo. E poi dopo andrà a favore dei ragazzi di Certo, allora la giornata, oltre a questa pedalata al mattino, ha una seconda parte verso sera. Noi saremo tutti quanti, dico tutti, veterani dello sport, panatleti, amici, simpatizzanti, in Concadoro, alla fattoria sociale Concadoro Onlus, dove sono inseriti dei ragazzi diversamente abili, i quali lavorano, coltivano, eccetera, e i loro prodotti, oltre a venderli, li cuociono e fanno. Allora siamo tutti lì. Quello che avanzerà della pedalata, degli introiti della pedalata e della serata, sarà tutto devoluto completamente a questa Bene, e noi facciamo associazione. una raccomandazione, tutti quanti il 13 di giugno, partenza, anzi ritrovo alle 7:30 proprio presso la fattoria, e quindi soprattutto partecipate numerosi. Adesso, proprio per incalzare la pedalata turistica, questa che staranno affrontando gli amici del Pana Club, Romano, Rino Piccoli e altri, insomma andiamo con una gran fondo di Asiago. Pensate, erano disperati qua 2 settimane fa, 100 soltanto erano gli iscritti, ne sono partiti dopo questa puntata 450, all'anima, alla faccia, e quindi vuol dire partecipare cicloamatori in queste competizioni in assoluta sicurezza. Sentiamo. Porte basculanti, chiusure sezionali, serrande, cancelli estensivi, chiusure tagliafuoco. FIS, la qualità e le eccellenze di un marchio prestigioso. FIS, una stretta di mano che dura da 40 anni, in via Campagna 164 a Galliera Veneta. Con le immagini siamo ad Asiago, quello che vediamo è l'Eitel, un sacrario esageratamente importante. Noi abbiamo anche fatto un documentario proprio sui siti di guerra, ma Asiago affascinante, località di montagna, è affascinante, devo dire, questa Gran Fondo Rigoni di Asiago, proprio su un circuito Polo Bike International. Se sta a Fondo Rigoni di Asiago, quindi sono 144 km per un dislivello di 1890 metri, tempo massimo 8 ore. Confesso che ho una certa ignoranza a commentare una gran fondo come questa, ma d'altra parte confesso anche la curiosità di essere entrato dentro ai meandri dell'organizzazione per poter capire le differenze tra una gran fondo e una normale gara ciclistica. E quello che ho scoperto secondo me ha dell'affascinante, mentre vediamo proprio Enrico Polo all'inizio batteria con la squadra della Rigoni, vediamo in pole position là che danno il via, quindi fior di frutta, e pensate circa 350-400 atleti che prendono il via a questa gara. Prima considerazione, indipendentemente dalla orda di atleti delle varie categorie, gentleman, super gentleman, donne, e insomma è la bellezza intanto di fare una gara sì competitiva ma non per tutti, ma sotto una scorta che ti dà la possibilità di percorrere strade montane in assoluta sicurezza, tranne che quando qualche pirla, tra virgolette, si insinua dentro la gara con maleducazione, non sapendo che qua ci sono sempre le solite regole: inizio gara, fine gara, non si può entrare dentro. Capita ogni tanto, anche qua è capitato,
poco è successo per fortuna, però l'educazione bisogna trasmigrarla e soprattutto portarla alla conoscenza dei vari automobilisti che forse ignorano che quando c'è una gara ciclistica ben organizzata come in questa maniera e come in questo caso potete vedere, è un territorio che non si può assolutamente invadere. Bene ha fatto Enrico Polo e soprattutto le differenze tra questa e una gara di strada. Intanto vediamo località montane, parti con il sole, quando esce fuori il sole domenica scorsa, intanto vediamo Guido Trenti, un noto ex professionista, anche un buon pista, ricordo, negli anni 90, parti con un sole caldissimo che può essere 25, 26, 27 gradi e ti ritrovi in questa tundra, guardate, con una neve e qua un freddo micidiale, quindi posso immaginare anche lo stress fisico che possono assumere i corridori. Ma la bellezza, l'abbiamo detta prima, non è tanto l'arrivo di una gran fondo che debba essere transennato, come può anche essere in questo caso, ma forse la differenza è che con questo spirito di organizzazione dovremmo farla anche noi che organizziamo gare su strada, proprio il presidio degli incroci, delle motostaffette, questi vengono giù in assoluta garanzia, che non c'è nulla di pericoloso. Qua siamo a Lusiana, pensate da Asiago, Lusiana, Conco, poi tornare indietro, quindi uno stress è veramente importante, è una di quelle gare che possiamo così determinarle con un aggettivo un po' retro e un po' nostalgico, quelle gare che in qualche maniera hanno questo aggettivo di epicità, qua bisogna essere grandi uomini, ma questi sono grandi atleti, non facciamoci confondere dagli anni, perché possono essere anche super gentleman, possono avere anche più di 50 anni, ma ragazzi questi vanno via come delle moto, vanno via in una maniera incredibile. Io suggerisco a tanti appassionati che tante volte li vediamo sfrecciare giù in discesa sul Monte Grappa, anche da queste montagne, che tante volte diventa anche per la loro incolumità pericoloso le discese, perché possono trovarsi con un frontale davanti a una macchina, di andare a seguire queste gran fondo, e se hanno la passione delle biciclette iscriversi, non costa molto, c'è una pasta asciutta alla fine, si può andare con le famiglie e si può pedalare in assoluta sicurezza. Io questo è un appello che faccio, perché tanto per dire domenica prossima ce ne sarà un'altra a Ortisei, iscrivetevi perché almeno avete la garanzia che potete fare le vostre belle discese, però avete delle motostaffette davanti che presidiano il traffico e quindi si riducono sostanzialmente e di molto i possibili incidenti. Quindi benemeriti coloro che fanno le gran fondo, perché vuol dire veramente avere uno spirito sociale importante e questo lo stiamo vedendo. Oltretutto confinanzia in qualche maniera anche il trofeo Triveni di ciclocross e quindi d'inverno non lasciamo a piedi nessuno, quindi anche questa è una bella staffetta in qualche maniera che riesce ad essere solidale col ciclismo stesso. Vediamo quanti corridori, tantissimi, abbiamo tantissime anche ex-star, abbiamo visto prima Guido Trenti, ma non c'è soltanto lui, abbiamo la Dorina Vaccaroni che smessa la spada e va in bicicletta e ha una famiglia bellissima, la sentiremo dopo nelle interviste, dove lo sport si deve mangiare mattina, mezzogiorno e sera. Questa è la Rigoni di Asiago, quindi sugli scudi questa prestigiosa azienda che proprio ad Asiago, proprio nei 7 comuni ha la propria azienda, che da anni veramente fa assaggiare, fa assaporare quelle marmellate che ci ricordano tutti i bei tempi passati. Chiaramente SMP sempre sugli scudi con Enrico Polo, ma non soltanto, la Ursus, questo trend di unione tra aziende che in pratica riescono ad affascinare il proprio marchio grazie alle gran fondo, ma non solo, ma soprattutto riescono anche a dare un contributo sostanziale a quello che è lo sport. Tante volte diciamo lo sport debba essere per tutti e questa è un'occasione dove proprio vediamo gente di una certa età, per carità, ma ci sono anche giovani, ma riescono a praticare dello sport, riescono ad essere comunque, a poter favorire una domenica diversa e perché no, divertendosi anche in sicurezza. Vediamo tanti atleti, abbiamo detto che le varie batterie si compongono da senior, da super gentleman, poi sono le donne, tante donne abbiamo visto qua, e anche fiori di atlete professioniste che lo fanno anche per tenere la gamba, poi ci sono i cadetti, cioè vale a dire ragazzi un po' più giovani,
Quindi varie categorie che ognuna di queste hanno una loro classifica. Grazie ai transponder, li vedremo poi alla fine, questo tappeto blu con dei cavi all'interno, come un telepass, rileva la bicicletta e dalla bicicletta con quel tipo di telepass sanno che esattamente quel corridore con quel dorsale. Quindi il dorsale, fate conto, 620 o 320, col transponder viene riconosciuto e quindi danno la classifica per quando arriveranno alla zona d'arrivo e taglieranno il traguardo. Zone meravigliose, vediamo, qui stiamo passando ancora per i declivi di Asiago. Abbiamo visto anche alcuni corridori venire contromano, ma anche lì tenuti sotto controllo, sotto sorveglianza dalle motostaffette. Ce ne sono state tantissime qui che hanno potuto garantire questi atleti, chiamiamoli atleti, per poter proseguire nella loro gara, quindi in totale sicurezza e soprattutto rispettando quelle che sono poi dopo le regole del gioco. Regole che stanno imprimendo un bel ritmo alla gara perché stanno andando veramente tanto forte. Pensate, la partenza era alle ore 9, l'orario previsto è intorno alle 11:20, mezzogiorno meno 20, quindi voi provate a fare la bellezza di 144 km in poco più di 2 ore e mezza, vuol dire essere con una gamba che insomma nulla hanno che da invidiare ai professionisti, quindi questo è molto importante. Prima abbiamo visto Zonta Stefano e anche Palombi Stefani, poi abbiamo visto anche Moreno Giulianelli con il dorsale 51 e qua vedete quanti ce ne sono. Siamo già nei pressi di Gaglio, quindi stanno per arrivare, mancano circa 15 km all'arrivo. Questa è una bella lunga discesa, prendono respiro i corridori e partono, pensate, in 14, ci sono varie categorie, però in 14 fuggitivi si sono staccati già qualche chilometro fa e stanno facendo un'andatura veramente importante. Cosa particolare, qua ci si aspetta veramente un arrivo a ranghi compatti, lo vedremo tra poco, intanto le famiglie che si prendono un po' di riposo. Vediamo, qua siamo già nei pressi dell'arrivo, io adesso darò la classifica finale. Ecco, vediamo già i primi arrivi, ma andiamo subito con, per quanto riguarda questi, sono Matteo Bruschi, poi abbiamo Paolo Minuzzo, Luca Romia, una vecchia conoscenza del Gran Premio Comunità Montana del Brenta, poi abbiamo Joao Victor al quinto posto, Mattia Conventio al quinto, poi Cecchette, Toniolo, Fior Toniolo, Francesco e Pettenuzzo. Per quanto riguarda la categoria donne abbiamo la Schartmüller Astrid, che poi sentiremo, Pacini Veronica e Putin Sonia, categorie donne Vaccaroni Dorina, Bergozza, Sella Sandra. Poi per quanto riguarda ancora la categoria sempre gentleman abbiamo Giulianelli, Benedetti, Chiste. Poi abbiamo ancora la categoria junior con Focasato, Pernechele, anche questo Pernechele, vecchia conoscenza del Gran Premio Comunità Montana del Brenta, Pomari Giovanni. Poi abbiamo ancora le senior con Trolese, Garziani e Dal Bianco, Pavan, Manzardo e Tronchin, quindi sesto, settimo, ottavo posto. Per quanto riguarda invece la categoria super gentleman abbiamo Colettini Diego, Cogo Antonio, Fumanelli Luigino. Poi ancora un'altra classifica, la penultima, Bonaveri Giuseppe, Skycon Flavio, Zolla Giampietro, Super Gentleman, e poi abbiamo i veterani con Bedon, Girardi e Zanrosso Alberto. Assessore dello sport, sono circa 400-450 partecipanti, nel ciclismo il protagonista, l'atleta diventa anche turista. Beh, sicuramente, specialmente in giugno per noi è comunque un momento di turismo. Poi sono manifestazioni molto importanti perché comunque vanno a collocare Asiago e l'altopiano al centro del panorama sportivo nazionale. Per noi è un sport importante, sport turismo, ma l'importanza che ha lo sport in altopiano è veramente da pochissimi comuni e comunque da pochissime zone. Per noi lo sport è importante in quanto permette di avere una società migliore, quindi stiamo investendo tantissimo sul sport giovanile affinché i giovani ricevano un'educazione molto molto importante. Nicola Trolese, insomma circa 450 alla partenza, arrivare primi insomma non è mica cosa da poco, un bel percorso non tanto difficoltoso ma quanto per il diverso clima che
potevate incontrare durante la strada? Caldo, temperature fredde, nebbia? La corsa secondo me è stata organizzata benissimo, le strade erano perfette sia per il traffico che per gli incroci. Un complimento va a Polo che è riuscito a organizzare una gara fantastica. Io ho fatto un po' il corridore da furbo, cioè mi sono mantenuto sempre nelle prime posizioni, sapevo che ero velocissimo e sono riuscito a vincere. Insomma. Alberto, insomma, nella volata è un po' difficile trovare in una gran fondo una volata quasi da strada, voglio dire, in qualche maniera. Parlavo prima col vincitore che i vari climi che si respirano in montagna, nebbia, freddo, sole, insomma, questi possono influire in qualche maniera. Beh, influiscono sicuramente nel corso della gara, anche perché l'ultima discesa l'abbiamo fatta proprio nella nebbia, c'era pochissima visibilità, abbiamo un po' rischiato, ma è andata bene, dai. Enrico, eri preoccupato settimana scorsa, una preoccupazione che non ha nessun tipo di fondamento, perché insomma non sono pochi 400-450 in una gran fondo e soprattutto ben organizzata, e dare la possibilità a cicloamatori, che non lo sono in realtà cicloamatori, sono atleti, insomma di dare la possibilità di andare in tutta sicurezza e gareggiare. Abbiamo avuto una bella soddisfazione oggi, abbiamo trovato il tempo malefico giù per la discesa di Marcesina, perché ci si vedeva a 5 metri, per fortuna che avevamo una grossa organizzazione con le moto e le moto ci hanno seguito con i corridori, se no era veramente una cosa dura da arrivare giù a Lazzaretti. A differenza della strada, scusa Enrico, voglio dire, a differenza della strada la cura della gara è proprio quando la gara si muove piuttosto che l'arrivo nelle gran fondo. La gara è una gara a fare la gara. È una gara per tutti gli incroci che dobbiamo passare, mettere tutti i servizi al loro posto. Avevamo tutta la protezione civile in discesa con le radio pronte per intervenire per incidenti che possono sempre accadere. E sono stato gratificato anche dal vincitore che ha dato soddisfazione a me, ha detto che l'organizzazione è perfetta e le strade buone, il traffico nullo, perché era quasi nullo il traffico, cioè abbiamo avuto una gratificazione grossa, e l'anno prossimo entreremo in un circuito dove prevediamo 2500 persone, perché questa era una prova generale per l'anno prossimo. Maurizio Lodi, arrivi da Bologna, insomma, quelle terre che in qualche maniera tutti siamo vicini per il dramma che ha subito. È una bella risposta al ciclismo, defatichi anche moralmente, ma mi dicevi che il tuo sponsor ha avuto anche gravi danni. Sì, ha avuto gravi danni, purtroppo ha sospeso la produzione, ne avrà per diversi mesi, probabilmente 6-8 mesi. Noi abbiamo avuto 2 settimane veramente terrificanti, oggi diciamo che è un giorno per scaricare, dimenticare, fra l'altro il percorso, le zone, la gente, e ci ha aiutato molto perché sono stato bene. Oggi non ho pensato a quello che è successo le ultime 2 settimane ed questo è già un grande risultato. Alessio Colbachin, non so se siete la squadra più forte, ma sicuramente la più dolce in qualche maniera. Sì, sicuramente guardando lo sponsor che fanno appunto le marmellate, sicuramente siamo la squadra più dolce. Poi anche la più forte, dai, diciamo. Anche la più forte? Sì. Come gruppo l'unione fa la forza e siamo una squadra molto unita e di conseguenza abbiamo fatto molta della strada insieme, quindi direi che siamo la squadra più forte per la nostra unione. Allora, oggi organizzate, perché con Enrico Polo, organizzatore, avete un'esponenza con la vostra squadra, ecco, il valore è questo, tu sei molto giovane e vedo che i tuoi colleghi non sono un po' di tutte le età, ecco, il ciclismo riesce a far dialogare tutti, vero? Sì, riesce a mettere d'accordo appunto i più piccoli con le persone più anziane e riesce a esserci comunque una competitività tra i più giovani e i più vecchi, questo è anche il bello dello sport, insomma. Sono brave persone anziane, sanno dare dei buoni consigli? Certo, senz'altro. Benissimo, ecco, abbiamo sentito questa bella manifestazione. Per chiudere, allora parliamo di questa grande pedalata. Partenza da Bianchi Michel, che è vicino alla Corte, per poi proseguire con alcune tappe di ristoro fino alla birreria Cornale, da lì inizia la ciclopista fino a Borgo. Poi qualche personaggio? Zanardi, è una firma, appunto in handbike, e tutto il gruppo della squadra azzurra. Benissimo, salutiamo anche Andrea Pittana, che è un organizzatore insieme a Rino Piccoli. Giro d'Italia Donne, partenza da Napoli, ma incredibile, voi avete fatto quello che è il Giro d'Italia normale.
non è riuscito. Sì, partiamo da Napoli il 29 di giugno, arrivo a Terracina, il giorno dopo la cronometro a Roma, per cui avremo il paesaggio del Colosseo, per cui le ragazze avranno questo sfondo. Renato, che fortuna! Ma grazie anche al Presidente che ci dà sicuramente una mano. Terza tappa ci trasferiamo in Toscana, Vernio, Castiglione dei Pepoli. Il giorno dopo Montecatini, 2 tappe in cui si iniziano a vedere le montagne, il passo della Futa, per cui già si inizia a vedere chi potrebbe puntare alla maglia rosa. Poi 2 tappe pianeggianti nelle zone colpite dal terremoto, per cui da Rovigo arriviamo fino a Molinella, passando dal Ferrarese, poi partenza da Modena e arrivo a Sassamaggiore. In questa occasione con Rock No War stiamo creando un'iniziativa per la raccolta fondi che poi andremo a realizzare dei progetti sul territorio. Siamo piccoli ma qualcosa possiamo fare anche noi. Rai e produzione Rai, la trasmissione, 1 ora tutti i giorni, a seguito del Tour de France, collegamento col Tour de France, e tornato al percorso, Piemonte, da Voghera a Castiglione delle Lanze, Varese, Donate Pozzolo, Mornago, e poi l'ultima tappa, Sarnico, Bergamo. Sei stata fantastica, fatele un applauso. Teniamocele strette ste tuse. Io siamo proprio in chiusura. Grazie Maurizio Fabretto, grazie Sara Brambilla, sei stata veramente splendida. Grazie a Diana, io e te vorrei guardarmi intensamente per tanto tempo. Hai degli occhi meravigliosi, grazie per essere stata con me, ma soprattutto grazie perché sei un modello alla quale so che tanti atleti si ispirano ancora oggi. Grazie a Romano Cornale e ai nostri ospiti, grazie a Giovanni Bertizzolo, Forza Pastazzara e Forza Maglia Rosa. L'appuntamento è per settimana prossima, ricordiamo sempre con Scratch alle 20:30 per chi avesse il piacere di ascoltarci, di vederci anche su Bianco o Nero. Lunedì alle ore 21 una bellissima intervista, lunga ma veramente intensa, con Diego Dalla Palma, veramente da non perdere. Arrivederci, buonanotte e buon rientro nelle vostre case.